Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano per la 13ª lezione di radiestesia basic, sempre per le pillole Marietto Veneziano. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di De Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche al Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 il Marietto Veneziano e il De Garda tengono un percorso esoterico. E qui ringrazio anche la Milas, che è praticamente sempre disponibile ad aiutare sia il Marietto Veneziano che il De Garda come moderatrice. Anche lei chiaramente fa parte di questo corpo di sostegno per l'Italia in questo momento, per il gruppo degli arcieri Bertoldini, che ripeto si riunisce alle 20:30. Quindi se non sapete cosa fare, iscrivetevi al canale, che c'è sempre qualche buona dritta esoterica. Poi in più voglio ricordarvi che al mercoledì il vostro Marietto alle 20:30 tiene mezz'oretta di pendolo con domande e risposte gratuite, sempre sul canale YouTube. Bene cari amici, adesso iniziamo la 13ª lezione di radiestesia basic. Oggi vedremo molto velocemente come cercare di individuare una relazione, cioè un equilibrio o una valutazione su una coppia, e poi cerchiamo di, in un certo senso, avvicinarle. Quindi iniziamo con il nostro quadrante radiestesico di valutazione, che come ormai sapete, se avete visto le altre 12 lezioni di radiestesia basic, i circuiti, praticamente il 90% e i quadranti radiestesici si trovano nel sito del capitano.altevista.org e si possono scaricare gratuitamente. Con questo noi faremo la domanda di controllo se si può fare questo percorso per questi testimoni. Il testimone si mette qui, voi sapete che si può praticamente usare una fotografia, un foglietto con scritto nome, cognome, data di nascita, un pezzettino di unghia, un capello, un paio di capelli, oppure un pezzettino di cotone bevuto di saliva della persona. Quindi si prende il pendolo, che io uso un pendolo di ottone, ma vi ho già spiegato che si può usare qualsiasi materiale, anche un bottone con un filo o una pietruzza con lo spago, oppure di legno e quant'altro. Poi ognuno deve sentire le vibrazioni che entrano in sintonia con lui, cioè le vibrazioni pendolino che parli al proprio radiestesista. Quindi adesso faccio la domanda di controllo se questo percorso va bene, se questo sistema va bene per essere utilizzato per l'avvicinamento. E il pendolino vedete che subito parte bello deciso. Importante anche vedere come il pendolino parte, perché alcune volte il pendolino parte roteando, perché vuol dire in quel momento che ci sono delle grosse tensioni e ostacoli, ma poi dipende, magari rotea, poi va sul sì e poi va sul no. Cioè, quindi cosa sta a indicare? Sta a indicare che molto probabilmente ci sono dei blocchi che porteranno a un falso sì e poi andrà a un no, o viceversa, ci sono dei blocchi che porteranno a un no, però nella realtà poi alla fine sarà un sì. Ma in questo caso è molto deciso, vedete? Molto deciso, quindi la cosa si può fare. Quindi andiamo avanti e passiamo al prossimo circuito, scusate, il quadrante radiestesico. E qui ho già fatto anche altre pillole. Qui abbiamo il quadrante radiestesico per la valutazione del rapporto di coppia, sempre il vostro Marietto Veneziano, vedete? E lo si può scaricare sempre nel sito del capitano.altevista.org. Quindi prima di iniziare un avvicinamento, se non usiamo magia, se non usiamo riti operativi di alta magia per unire, a fare avvicinare una coppia, possiamo usare per le prime volte questi quadranti radiestesici. Quindi vediamo se realmente vale la pena, perché è chiaro che se una coppia parte già col piede sbagliato è inutile stare lì a lavorarci dietro se non si usa altri sistemi un po' più performanti. Quindi vediamo che questa coppia, anche se non sono uniti, vediamo che non avrà difficoltà, sarà una possibilità buona, diciamo che nella coppia che andrà sul discreto, sul buono. E quindi anche se non sono uniti, se dovessero teoricamente unirsi, saranno una bella coppia. Vedete? Il pendolino ci dice che la cosa potrebbe andare nella direzione positiva. Quindi cosa facciamo noi? Bene, togliamo e usiamo un altro
quadrante. Il quadrante per radiostesico per la valutazione del tempo, per vedere quanto tempo dobbiamo tenere le due foto di queste due persone che vogliamo fare avvicinare nel circuito radionico che faremo vedere. Quindi facciamo la domanda al quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora e lui ci dice 6 ore. Vedete, 6 ore dobbiamo lasciarlo. Quindi lasciamo, passiamo al prossimo. Ricordatevi che qui ci va sempre il testimone. Togliamo e mettiamo qua questo quadrante radiostesico per unire due persone, avvicinarle e farle conoscere. Quindi qui dentro nel fiore, nel circolo, si mette o il nome e cognome di tutte e due con data di nascita o le due foto, poi si prende il pendolino e si orienta il giro verso destra, vedete? Minimo 21 giri, ma nella realtà sarebbe ideale quando si ferma di sua iniziativa, quando perde la forza. E voilà. Fatto questo, voi potete posizionare in qualsiasi posto della casa, sopra un armadio, dentro un cassetto, in un posto sicuro per almeno 6 ore. Non ha bisogno del no, perché vedete che c'è il circolo sopra, e quindi dopo 6 ore il messaggio, l'onda di forma è stata lanciata e farà la sua opera. Chiaramente questo è uno dei primi, diciamo, tentativi per far unire una coppia, però noi abbiamo già visto con quest'altro quadrante, vedete questo qua, che la coppia, anche se non è formata, sarà molto positiva, sarà sul buono. Questo è importante. Prima bisogna sempre fare una valutazione del rapporto di coppia, se c'è il potenziale, perché è inutile iniziare una ricerca di raggruppare, di unire una coppia, se vediamo già che è decisamente negativo, non porta vantaggio a nessuno, se non sicuramente un mal di pancia per tutti e due. Bene cari amici, fatta anche questa piccola pillola, il vostro romarietto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Legame Romarietto Veneziano se non l'avete ancora fatto, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi dei social e soprattutto al Telegram alle 20:30. Mi raccomando, ogni lunedì abbiamo incontri di studio esoterista, io e il De Garda. Ricordiamoci che c'è anche la Milas di supporto come moderatrice, quindi se avete domande fatele anche alla Milas. Poi un'altra cosa, ricordiamoci che il De Garda ha iniziato un percorso di difesa esoterica tramite un muro di fuoco, cerchio di fuoco per l'Italia, e i nostri maghetti in erba si riuniscono alle 21 ogni sera su Telegram. Grazie cari amici e alla prossima.